Buongiorno a tutti, innanzitutto tengo a ringraziare l'amministrazione comunale di Dorianova per aver sfruttato questa splendida iniziativa. Vi parlo in triplice veste, vi ruberò solo un minuto. Sono un Neo Lions e abbiamo avuto l'onore e il privilegio di ospitare presso la nostra casa delle azioni a Monserrato la prima tappa di questo screening circa 2 mesi fa. E in TV, assieme alla mia compagna Francesca Distinto, curiamo tutta la parte social legata a questo progetto. Del perché sia nato, penso che Andrea abbia dato una bellissima testimonianza. Ero emozionato per lui, ero emozionata la mamma e sono riuscito a fare emozionare anche me. Lo fai perché hai bisogno di sperare, di credere che nel mondo ci sia ancora qualcosa di buono e di renderti utile a un progetto. State per far piangere, giuro. Il tutto nacque da una bellissima chiacchierata fatta con Roberta. Come possiamo essere utili a questo progetto? Quindi assieme a Francesca nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare e cercheremo di dare per tutte le tappe in divenire il nostro piccolo contributo, cercando di agevolare le persone, nel prendere i contatti, nel sapere quali saranno le date future, nel dare conoscenza attraverso i canali social, per ora la pagina Facebook, ma a giorni verrà creata anche la pagina Instagram. Addirittura noi nella prima tappa a Monserrato abbiamo avuto delle persone che per fare questa tipologia di visita, queste 2 tipologie di visite che farete oggi, hanno fatto 70 km, arrivarono da Serri. Per noi era un motivo di orgoglio averla alla casa, perché abbiamo capito che abbiamo dato un servizio, abbiamo dato un contributo a costo zero, ma ripeto, vedere negli occhi delle persone e sentirti dire grazie quando ti sei messo a disposizione di qualcosa di così importante, non c'è cosa più bella e riempie il cuore. Ecco, vedere l'aula consigliare così gremita non può fare altro che piacere. Consapevoli di aver lavorato bene, consapevoli che l'amministrazione di Dorianova è sempre vicina, è sempre presente nel territorio, la dimostrazione comunque dell'affetto che la cittadinanza nutre nei confronti del sindaco, della giunta e della sua maggioranza. Quindi vi ringrazio di cuore per la partecipazione, ringrazio ancora la mia compagna Francesca per tutto quello che fa per questa causa. Buona giornata e grazie ancora a tutti di cuore per la disponibilità.